Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te, cara Sveva, e buon lavoro, amici e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa sera, ahimè, non c'è con noi il nostro Lorenzo Viviani, che ritroveremo tra una settimana. Avete ascoltato Cucamonga del 1975 di Frank Zappa, però adesso noi cominciamo questa trasmissione ricordandovi come sempre di dare il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva vite umane salva il mondo intero. Il secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici, abbonati e soprattutto ricordatevi di visitare il giornale online, dove troverete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa che da lunedì torna a essere con Semivarina al timone, videopillole e molto altro ancora. La puntata di stasera, la numero 1019, è una puntata molto ricca. Vi portiamo in mezzo ai fatti e vi portiamo prima di tutto in Iran stasera. Il mio primo ospite è Mario Filippo Brambilla, che è il presidente dell'associazione Italia-Iran ed è anche il portavoce qui in Italia di Reza Pahlavi, il figlio dello Shah e di Faradibba. Ebbene sì. Questa sera vi raccontiamo come quest'uomo da 46 anni in esilio vive la sua condizione e qual è il suo piano per questi primi 100 giorni nel caso in cui Israele o gli Stati Uniti d'America insieme ad Israele riuscissero ad abbattere il regime degli Ayatollah. Che cosa succederà? Beh, io l'ho chiesto a lui e tra poco ascolterete le sue parole. Vorrei anche dirvi 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliasi, oppure se avete voglia c'è sempre il telefono 0292947222, ma quando ve lo dirò io, e cioè dopo le 19:30. Detto ciò, cara Sveva, intanto diamo un'ultima occhiata alle agenzie e in particolare diamo un'occhiata all'ANSA prima di partire con il primo faccia a faccia. Segnatamente Netanyahu avverte: fermeremo il nucleare con o senza Trump, esplosione a Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme. Ancora il ministro Crosetto: la NATO non ha più ragione di esistere, UE e ONU ormai non contano più. Ancora i metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna, scioperano per il contratto. La questura: saranno denunciati, la CGIL sostegna i lavoratori. E infine Meloni lancia l'iniziativa per abbattere il debito dell'Africa. Adesso però parola al presidente dell'associazione Italia-Iran, Mario Filippo Brambilla, portavoce appunto di Reza Pahlavi, erede al trono dell'Iran
e sentiamo che cosa succederà, almeno nel caso in cui dovesse cadere il regime degli Ayatollah. Sveva, vai pure. Allora, il nostro ospite di questa sera è il dottor Mario Filippo Brambilla, che è tra l'altro presidente dell'Associazione Italia-Iran, associazione che rappresenta naturalmente quell'Iran desideroso di libertà e di giustizia, soprattutto ben lontana dagli abusi di potere e dal completo disprezzo dei diritti umani che viene esercitato invece pedissequamente dal 1979 dagli Ayatollah. L'Associazione Italia-Iran è peraltro vicina al figlio dello Shah, il principe ereditario Ciro Reza Pahlavi, il quale in questi giorni è di nuovo sugli scudi, anche perché Sua Altezza Imperiale diciamo così ha anche rilasciato delle dichiarazioni, un proclama, non ha soltanto incitato gli iraniani alla ribellione contro il potere degli Ayatollah, ma ha anche dichiarato di essere in grado che ci sarebbe già pronto un governo di transizione nei primi 100 giorni per portare l'Iran di nuovo nella democrazia. Allora, dottore, intanto grazie del suo tempo. Sua Altezza Imperiale che si spinge a una dichiarazione del genere, sogna a occhi aperti o c'è qualcosa di più, molto di più nelle sue parole? Buonasera intanto a lei e ai suoi spettatori, radioascoltatori, mi perdoni. No, allora dunque, il principe ereditario dell'Iran, Reza Pahlavi, ha una visione strategica molto approfondita, è un grandissimo patriota, unisce cultura di governo e visione del futuro molto bene. Lei tenga conto che si tratta di un leader importantissimo, maturo, ma che piace molto ai giovani, che sono la stragrande maggioranza del popolo iraniano, che si è formato per 17 anni come principe ereditario ai tempi della monarchia di suo padre e per i successivi 46 in esilio negli Stati Uniti e nel resto del mondo dove ha abitato come leader politico, votando la sua intera vita alla causa del portare la libertà in Iran e mettersi al servizio della popolazione nel momento in cui questo regime fondamentalista islamico della Repubblica Islamica fondata da Khomeini fosse caduto, e quindi il suo impegno a favorire la caduta in tutti i modi. I piani che il principe Reza Pahlavi nel corso degli anni ha approntato e soprattutto nell'ultimo periodo prevedono una roadmap, diciamo una traiettoria molto molto chiara, che lui ha esplicitato nel dettaglio in tantissimi messaggi comunicati sia al suo popolo, ai cittadini iraniani che sono i diretti interessati, sia al resto del mondo, che evidentemente è fondamentale in quanto partner del Medio Oriente, del nuovo Iran che andrà a crearsi. E in questo piano, in questa roadmap, il principe Reza Pahlavi è stato sempre molto chiaro nell'indicare che i piani sono per gestire una transizione alla democrazia che scongiuri innanzitutto il vuoto di potere e in secondo luogo che preservi l'unità del territorio nazionale da spinte centrifughe ed eviti al paese il rischio di una deriva di una degenerazione verso la guerra civile. Il nome dei Pahlavi è il sinonimo nella storia moderna dell'Iran della unità nazionale, del progresso sociale e della laicità. Sì. Nei primi 100 giorni di governo per la gestione della transizione alla democrazia i piani prevedono ogni tipo di settori, ci sono legati all'ordine interno, all'economia, alla stabilizzazione, alla transizione vera e propria dei poteri dal regime al nuovo governo democratico, a poi stabilizzare il paese, renderlo sicuro e arrivare qui con una fase costituente, con un'assemblea costituente che dovrà deliberare per delle proposte di nuova forma di Stato e di governo che poi saranno in condizioni di sicurezza i cittadini iraniani a votare con un referendum. Quindi questo è il programma politico, porta a questo, a una transizione, a un'assemblea costituente e a un referendum istituzionale. Senta, ma
nel 1979 tutti ricordano la cacciata dello Shah da Teheran. Non fu certamente un addio, diciamo così, pacifico, ma anzi lo Shah dovette trovare un posto dove andare. L'unico che ebbe il coraggio di accogliere quest'uomo malato fu in prima battuta Anwar Sadat, l'allora presidente egiziano. Insomma, lui lasciò a furor di popolo nel pieno di una rivoluzione. Il figlio di un uomo che è dovuto scappare in questo modo può essere davvero il collante, quello che non farà precipitare l'Iran nel caos? Cioè, su che cosa lui può basare le sue offerte per questo piano dei 100 giorni? Sì, certo, intanto è da ricordare che la caduta dello Shah venne favorita dalla decisione della comunità internazionale di abbandonarlo in modo proditorio e assolutamente sconsiderato anche negli stessi interessi dell'Occidente. L'abbiamo visto perché abbiamo pagato il prezzo della destabilizzazione definitiva dell'area medio orientale e dell'irruzione nella politica medio orientale del concetto della teoria politica del fondamentalismo islamico che prima non esisteva. Lo Shah d'Iran aveva avviato un processo di sviluppo molto sostanziale del suo paese, che si è interrotto ed è caduto sotto di contraddizioni interne che nel corso dei decenni, secondo gli analisti economici dell'epoca e politici, si sarebbero potute superare. Comunque questa è una storia passata, che l'ultimo, lo Shah Mohammad Reza Pahlavi, muore nel 1980, dunque 45 anni fa, e in questi 46 anni, cioè dal 1979, anno della rivoluzione islamica ad oggi, la Repubblica Islamica dell'Iran, che ne è derivata, ha prodotto solo disastri, accentuando e acuendo l'instabilità del Medio Oriente, distruggendo l'economia nazionale, isolando il paese dal resto del mondo, tenendo sostanzialmente in ostaggio i suoi abitanti, la popolazione iraniana, la quale vorrebbe in gran maggioranza vivere pacificamente con i propri vicini e poter utilizzare le risorse del paese, naturali, energetiche, culturali, di tipo anche anagrafico, perché il 70% della popolazione è sotto i 30 anni, dunque ha una forza enorme dal punto di vista delle nuove generazioni, che sono anche le più scolarizzate di tutto il Medio Oriente. Ecco, tutte queste forze loro, cittadini iraniani, a stragrande maggioranza, le vorrebbero investire, indirizzare verso lo sviluppo interno del loro paese, della loro economia, non nel pagare e finanziare guerre per procura volte a fomentare l'odio e l'instabilità del Medio Oriente, proprio perché alla radice dell'ideologia comunista della Repubblica Islamica c'è l'idea di esportare la rivoluzione islamica laddove nel Medio Oriente esistano minoranze di sciiti, per favorire appunto il potere iraniano e un'idea di rivoluzione islamica permanente anche nel mondo sunnita, dove sono presenti le minoranze degli sciiti. Dunque questa polarizzazione, questo scontro che è in corso in queste ore, che è tragico, perché comunque laddove ci sono vittime civili, laddove la popolazione iraniana è oggetto di bombardamento, è una tragedia. Però è necessario dire che questa guerra non è la guerra dell'Iran contro Israele o contro i suoi nemici, ma è la guerra del regime di Khamenei, della Repubblica Islamica, che ha ridotto l'Iran in questa situazione oggi. Ecco, in tutto questo c'è questa associazione Italia-Iran. Chi siete? Cosa fate in Italia per l'Iran e non per la Repubblica Islamica? L'Associazione Italia-Iran è stata fondata insieme agli esuli della comunità persiana in Italia, che si riconoscono nella leadership del principe Reza Pahlavi, e da un gruppo di italiani come il sottoscritto, che sono da sempre vicini alla storia dell'Iran, alla famiglia Pahlavi e alla opposizione laica e nazionalista in esilio.
nazionali in esilio, e l'obiettivo è quello di appoggiare le istanze dell'opposizione dentro le istituzioni italiane, grazie attraverso anche appunto persone come i dirigenti italiani, che sono molto vicini alla politica e alle istituzioni italiane e anche europee, proprio per portare la voce dell'opposizione in esilio, il principe Reza Pahlavi che è il suo leader, dentro le istituzioni italiane, e favorire un dialogo tra le istituzioni italiane e le imprese italiane con quella che potrebbe essere la prospettiva di un Iran che, se in caso di cambio di regime, dovrebbe subentrare appunto nella gestione della transizione di cui parlavamo prima, e che non lascerebbero l'Italia in questo caso scoperta dal punto di vista delle relazioni, perché terminate le relazioni con il regime morente della Repubblica Islamica inizierebbero immediatamente le relazioni con la nuova fase costituente della transizione democratica, favorite anche dai rapporti privilegiati che l'associazione Italia-Iran ha costruito in questi anni con l'opposizione e con il principe Reza Pahlavi. Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che i nostri rapporti con l'Iran sono di lunga data, soprattutto dagli anni 50, grazie all'intervento di un distinto signore che si chiamava Enrico Mattei, il quale ha stabilito un solido rapporto basato certamente sul petrolio, ma non solo, con l'Iran. Senta, ma qual è il clima interno adesso all'associazione? Che cosa vi dicono gli esuli? Cosa sperano soprattutto? Cosa sperano non mi sembra difficile, ma cosa vi dicono? Guardi, innanzitutto è un clima di grande apprensione, perché prima di tutto i membri, i soci iraniani della nostra associazione hanno in gran parte le famiglie ancora nel paese, loro non possono tornare perché sono esuli, esiliati politici, però hanno le loro famiglie nel paese, non le possono vedere, non le possono sentire, perché il regime ha anche staccato internet, dunque c'è una grande apprensione e ovviamente una grande vicinanza e solidarietà alla popolazione civile, che è la prima vittima di tutto questo, sia delle bombe sia del regime. E dunque c'è una grande apprensione, un momento di grande tensione anche, ma la speranza e la quasi certezza di poter vedere questo regime cadere e di poter tornare a costruire un futuro migliore per loro, per i loro figli, per i loro fratelli, per le loro famiglie. E la cosa, ci tengo a dire, molto importante, è che la comunità iraniana in Italia tutta, al di là delle sue divisioni politiche o delle sue preferenze, è una delle comunità extracomunitarie meglio integrate nel nostro paese. Sono tutti, si tratta di persone, chi laureata, chi comunque altamente scolarizzata, che parlano le lingue, che hanno un lavoro, che sono entrati nel nostro paese legalmente e che contribuiscono alla vita dell'Italia lavorando e rispettandone i valori e le identità. Dunque è una grande risorsa che noi abbiamo, questa di avere questi amici, questi fratelli della comunità persiana, che si sentono anche molte volte anche italiani, proprio perché un domani che si potranno ricostruire delle nuove relazioni improntate alla libertà e all'apertura, tutte queste persone che si sono formate in Italia e che in parte anche vorranno tornare nel loro paese rappresenteranno degli alleati, degli amici delle imprese italiane, dell'Italia, per veramente sviluppare nuove relazioni commerciali, culturali, politiche con quel paese. Dunque è una risorsa molto grande che abbiamo, che spesso la politica italiana ha ignorato, perché non si tratta di grandi numeri. La comunità persiana in Italia non è, come in altri paesi europei, così numerosa come può essere in Francia, come può essere in Svezia, in Germania o in Gran Bretagna, però è di grande qualità e noi come associazione puntiamo molto su questo. Tra l'altro mi preme dire che siamo anche attivi nell'aiutare gli esuli o le vittime del regime. Siamo stati molto vicini al caso di questa ragazza che è molto nota, che si chiama Elay Tavakoglian, che ha subito durante la rivolta di Mahsa Amini nel 2022 un attacco dai Pasdaran ed ha perso un occhio perché le hanno sparato durante una manifestazione ad Alzo Zero un proiettile nell'occhio, ed è stata operata magistralmente in Italia dopo che la Croce Rossa era riuscita a farla arrivare nel nostro paese, e noi ne abbiamo seguito le sorti qui in Italia in parte, e raccontato la sua storia anche sui giornali. Insomma, ecco, ci sono tanti casi come quello di questa ragazza e noi per quanto possibile cerchiamo appunto di essere di aiuto. Senti, intanto come si può entrare in contatto con voi?
Entrare in contatto con noi è molto semplice, ci sono i nostri canali social sempre attivi 24 ore su 24, Instagram, X, Facebook, le nostre mail che sono sul sito internet. Io sono il presidente, ma ci sono moltissimi altri dirigenti che sono persiani, che parlano il persiano, dunque in qualunque momento noi siamo a disposizione per contatti e collaborazione. Un'ultima cosa, lei conosce da tempo Sua Altezza Imperiale. Che uomo è quest'uomo? Voglio dire, se n'è andato via dal suo paese che era, stava diventando un giovane uomo. Come vive lui questa situazione di esiliato, al di là di tutto? Perché mi viene in mente Pavese, un paese ci vuole anche solo per poter tornare. Beh, lui non ha soltanto un paese, ha proprio tutta una nazione. Ecco, lui come vive questa situazione? Sì, intanto rispondendo alla sua domanda, io ho il privilegio di avere la considerazione della famiglia reale iraniana, in quanto collaboro da molti anni con loro, con la Shah Banu, l'imperatrice Farah Pahlavi, e adesso con il team da diversi anni anche con il team del principe ereditario Reza. Reza Pahlavi è un uomo di grande maturità politica, con una grande cultura di governo, come le dicevo, che è anche un capo militare, perché la sua formazione è stata nell'aeronautica militare del suo paese e poi ha completato la formazione negli Stati Uniti dopo la rivoluzione. E tutto questo si somma in un uomo che ha una forza tranquilla, una visione del futuro molto chiara, una speranza indefessa di poter tornare nel suo paese, che non si è piegata in 46 anni di esilio. Questa è una cosa di cui io mi sono sempre reso conto nei nostri incontri, anche l'ultima volta negli Stati Uniti a gennaio. Proprio ragionavo su questo, come una persona dopo 46 anni di esilio non fosse minimamente logorata da questa cosa, ma avesse una serenità e una certezza di poter dire bene, noi torneremo per poi sostanzialmente metterci al servizio del nostro popolo e costruire quello che è l'aspirazione forse della maggioranza degli iraniani, cioè quella di arrivare alla libertà. Per lui è sinceramente convinto che sia necessario arrivare a una democrazia e a un sistema aperto e libero per l'Iran. Non ha assolutamente nessun altro scopo che questo. È un sincero convinto sostenitore di una forma di democrazia liberale per l'Iran, e ha veramente gli strumenti per poterla realizzare, anche perché la sua vita è stata priva di ogni tipo di equivoco, di scandalo. Ha sempre vissuto in modo molto riservato, è sposato dal 1986, ha 3 figlie che lo adorano, che sono molto impegnate anche loro nella battaglia per i loro connazionali. È una persona estremamente moderna e alla mano, che vive come un cittadino normale negli Stati Uniti, molto lontano dai canoni che abbiamo noi, dell'idea che abbiamo noi delle case regnanti, ex regnanti, perché la famiglia Pahlavi vede, oltre che essere la famiglia reale dell'Iran moderno, è anche una famiglia politica che ha portato nella vita della Persia prima e dell'Iran dopo il concetto di laicità e modernità. Dunque è una storia che abbraccia tanti aspetti, in una sorta di, se vuole, storicamente, andando all'inizio della dinastia 100 anni fa, un po' di storia simile a quella del bonapartismo europeo, ma in chiave in salsa medio orientale, all'origine ovviamente. Allora appuntamento a Teheran, se Dio vorrà, anzi, come dicono da quelle parti, inshallah. Sì, o anche, come si dice da quelle parti, Payadeh Iran, cioè gloria alla nazione iraniana, che comunque al di là dei sistemi politici resta eterna, perché con i suoi 2500 anni di storia e più, anche quasi 3000, resta sicuramente sopra ogni contesa, anche la più feroce. Speriamo che questa intervista possa avere un prosieguo nel momento in cui si formerà il piano di transizione dell'Iran liberato dalla dittatura degli Ayatollah.
Il microfono è sempre aperto, grazie. La ringrazio, buone cose, arrivederla. Antonino, di nuovo a te la linea. Allora, rieccoci qua. Io voglio ringraziare il presidente dell'associazione Italia-Iran, il nostro Mario Filippo Brambilla. Per la precisione, lui non è portavoce di Sua Altezza Imperiale, ma è componente del team del principe ereditario, appunto, dell'Iran per le relazioni istituzionali con l'Italia. Ecco, lo precisiamo bene così almeno siamo tutti d'accordo. Le 17:57 minuti e 28 secondi è stato un errore mio, una semplificazione mia, quindi mi scuso con lui prima di tutto. Allora, eccoci qua, le 17:57, adesso tra qualche minuto avremo liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi ci ritroveremo dopo di lui per ascoltare Blondie Call Me del 1980 e il Qui Parlamento con Claudio Borghi sulla carbon tax. Diamo qualche altro aggiornamento in materia, per la precisione. Putin, russi e ucraini, tutti un unico popolo, tutta l'Ucraina è nostra. Questo è quello che ha detto il presidente russo poco fa. C'è questa comunicazione appena battuta dall'ANSA, quindi sembra proprio che questa guerra debba concludersi per forza a Kiev e debba concludersi con l'annessione di tutta l'Ucraina, il che non è propriamente quello che Trump aveva chiesto e aveva previsto parlando con Putin. Chissà adesso come l'uomo della Casa Bianca prenderà questa cosa. Nel frattempo gli inglesi hanno deciso di chiudere l'ambasciata britannica a Teheran. Per adesso non ci sono notizie su quando riaprirà. Per adesso sarà chiusa come misura precauzionale e in particolare la nostra ambasciata, scrive il Foreign Office, il Ministero degli Esteri inglese, continua a operare da remoto, per cui anche qui un altro segno che le cose forse si vanno facendo un pochettino complicate, vedremo. Ma adesso cedo la parola al nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti per Liberamente. A tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.